Cari amici di Venezia Channel, siamo in provincia di Verona, siamo con Chiara, siamo con il consorzio del Durello perché siamo in zona Siamo in zona Durello, Durello. ovviamente. Allora, siamo nel monte Duello. Durello, qui siamo in compagnia di un interessante viticoltore che faceva cosa Ha faceva? studiato pedagogia. Pedagogia, questo è molto interessante perché ecco, diciamo che ci sono anche percorsi inversi, di solito si dice sempre di generazione in generazione, qui c'era una generazione di partenza, però poi c'è stata anche questa innovazione, no? Esatto, in questo momento siamo in uno dei vigneti più antichi della zona anche del Soave e infatti abbiamo delle vigne che se vuoi anche inquadrarle sono stile Baobab, sono da abbracciare, quindi Sì, andiamo sono a veramente vedere che belle importanti. vigne che ci sono mentre ci sta riprendendo vinoecibo.it. Ciao Mario, come stai? Mario? Bene, Bene. grazie. Potrei stare meglio, Ma però insomma, sei tu, quindi va bene. Allora, questa è una zona anche particolare, cioè l'allevamento qui della vigna com'è? È una pergola veronese molto antica e che comunque continua a produrre anche dell'uva molto buona. Adesso pian piano ci spostiamo verso la cima della collina dove ci sono gli impianti di Durello e andiamo appunto a scoprire la storia di Federico Zambon. La accenniamo un pochettino, poi dopo ce la riprendiamo perché è Magari un ce percorso. l'accenna anche lui, Ah sì, magari, dai, visto che Federico, vieni qua un attimo siamo che in diretta. siamo in diretta per Venezia Channel e volevamo in qualche modo iniziare a raccontare la tua storia che dopo ci completerai mentre ci porterai a scoprire dei fossili, giusto? certo, noi siamo sul vigneto storico della nostra azienda che è Le Cervare e la particolarità, come potete vedere, sono queste vigne vecchie. Noi abbiamo la fortuna di essere una delle poche aziende nel Soave ad avere questo patrimonio dei Quanto vigneti. avranno queste vigne? Noi questo vanno dagli 80 anche ai 100 anni. Quella, la vigna là, come possiamo vedere, ad esempio, è la più storica di tutti e ha 100 anni di vita come questa, oppure anche quella lì. Comunque vigne molto vecchie che danno al frutto un'intensità maggiore. Quindi Eh, sono vigne praticamente che hanno traspirato il terreno vulcanico per un secolo quasi, quindi possiamo capire che la mineralità si accentua e questa situazione vulcanica che le ritroviamo nel bicchiere è molto più forte. molto Ecco. più forte. Mi puoi chiedere cosa fanno di quest'uva ancora Eh attuale? sì, infatti stavo guardando, c'è questa curiosità perché le persone possono dire, ma si sono dimenticati dei grappoli qui No, cioè sulla vigna. quest'uva qua noi facciamo una selezione molto dettagliata dei grappoli, quindi praticamente dove abbiamo un marciume più forte lo eliminiamo e teniamo le uve migliori. Quindi la muffa nobile che ha un 30% sul grappolo la raccogliamo, quella che va oltre il 30% la lasciamo in vigna. Però essendo che questo è un vino che facciamo come vendemmia tardiva, questa caratteristica è importante per regalare più profumi e anche più intensità al vino. Bene, hai detto prima che eravamo qui sui 100 metri, che partiamo, Partiamo ai 100. adesso saliamo progressivamente, arriviamo a 200 metri dove troveremo anche delle particelle di Durella proprio. Esatto, particelle di Durella che abbiamo affiancate al vitigno delle Cervare, che è quello storico, e lì possiamo vedere le due diversità di vitigni e anche la diversità di come cerchiamo di raccogliere e coltivare le due cose. Abbiamo ancora di grappoli in vigna, quindi possiamo fare anche Questa bellissima degustazione degustazione, direttamente dal. esatto, a fine ottobre, che insomma di questi tempi non è una cosa così No, infatti il facile tempo da trovare. quest'anno ci ha regalato Ci ha delle giornate lunghe regalato, fino ad esatto, adesso. esatto. E niente, quindi continuate a seguirci perché fra poco faremo un altro collegamento quando arriviamo in cima, se ce la faccio, naturalmente. Grazie, Grazie, grazie. grazie. Voi non ci credevate, ma sono arrivato in cima, anzi siamo arrivati in cima, giusto? Siamo- Siamo a 300, quanto siamo? No, siamo a 220 Solo metri. 200, vabbè Sì, comunque. però diciamo che il panorama vale la pena, credo, con anche 220 metri. Abbiamo fatto un bel percorso, credo, no? No, bello, abbiamo visto, ecco, elencaci un po' perché abbiamo le immagini però mute. Abbiamo visto un po' la stratificazione del terreno, quindi dalla parte più bassa avevamo più sabbia, tra virgolette, e argilla. Più andiamo in altura, più vediamo lo strato, lo scheletro del terreno, e quindi è molto superficiale. Abbiamo fatto prima una dimostrazione che il terreno era 50 centimetri e poi tutto uno strato vulcanico sotto che va dall'alcalino al basalto e a una microcalcificazione calcarea. Bisogna dire che questa vita è bravissima perché in 50 centimetri deve prendere tutti i suoi elementi. Deve prendere tutti i suoi elementi, quindi potete capire che la vigna
ha una sensazione molto magra, cosa si intende? Quindi non possiamo avere quantità elevate per pianta perché la pianta traspira poco da sotto avendo poco, quindi dà un frutto molto più pieno, complesso, Questo va a vantaggio della qualità però. a vantaggio della qualità perché tra virgolette è una selezione naturale, non abbiamo bisogno della selezione fatta da... Accompagnaci a vedere i grappoli che sono rimasti. Andiamo a vederli. Andiamo a vederli, seguiteci. Siamo il 26 Ecco. ottobre ed è interessante il 26 ottobre come questi grappoli di Garganega si siano mantenuti così, perché ecco, mi ha appena dato un fossile, chiaramente qua abbiamo la fortuna di avere fossili un po' dappertutto. Guardate che grappoli. Questa è... Questo in realtà è veramente fossile, guarda bene che lo vedi. Questo sì. Questo qui, allora qui abbiamo Mario, cosa potrebbe essere questo secondo te? Giralo qua, eccolo qua, questo qui. Un piccolo ottilino. Sì, esatto, bravo. Quindi qua abbiamo un esperto che conosce un po' un attimo. Fai un sorriso. Tocca andare in ferie. Quindi una fossile, un vigneto che dal fossile si abbina a questo, cioè Guardate che splendidi grappoli che ci sono. a fine ottobre avere Guardate che roba. colore rosa, granato, Bellissima. ramato, è veramente Uno spettacolo. E comunque sana, cioè si è mantenuta Sì, sana. è bellissimo. Abbiamo un po' di muffa nobile, ma questo dà una sensazione più forte al vino e noi crediamo molto su questo. E, insomma noi finiamo la raccolta domani e sarà l'ultimo giorno di vendemmia e raccoglieremo queste poche uve che ci rimangono, insomma. Nel frattempo ho visto che stavi preparando Civizi, una degustazione anche qui in quota, a 200 metri. 200 metri degusteremo il vino che viene prodotto in questo vigneto qua, quindi Le Cervare, che è il nostro vigneto storico sul Cru Monte Duello, e tra virgolette faremo un'anteprima delle Cervare 2017, che è molto interessante paragonare le due annate sia in bottiglia e poi anche in vasca, e avremo questa piccola sensazione in più da questa giornata, credo che sia stata anche Io molto vorrei ringraziarti a nome mio e di tutti gli spettatori per questo spettacolo che ci stai veramente regalando. Grazie a voi perché siete voi i protagonisti. Io...